E anche per i pensionati veneti le cose non vanno bene. A convegno il 6 febbraio contro i tagli della Regione Veneto al welfare. La mobilitazione è in programma alla Toniolo di Mestre. 126 milioni in meno per i servizi sociosanitari alle persone non autosufficienti. Questo è il taglio annunciato dalla Regione Veneto alle prestazioni extra LEA, i livelli essenziali di assistenza. Ai circa 200.000 tra disabili e pensionati non autosufficienti veneti, a cui è stato riconosciuto un sostegno economico, verrebbero dunque decurtati gli assegni di cura, che permettono di usufruire di servizi indispensabili, in primis l'assistenza domiciliare, il trasporto dei disabili, il telesoccorso e il telecontrollo. La risposta dei sindacati per i pensionati non si fa attendere. SPI, CGIL, FNP CISL e WILP si mobilitano e scenderanno in piazza il prossimo 6 febbraio con una manifestazione unitaria regionale al Teatro Toniolo di Mestre. Si protesta contro i tagli, ma anche per chiedere una retromarcia effettiva e una posizione chiara alla giunta Zaia. Infatti a Palazzo Balbi un ripensamento c'è stato e l'erogazione dei contributi extra LEA è stato prorogato fino al 31 marzo, data in cui una commissione creata ad hoc esaminerà una revisione del decreto. Ma questo appare ai sindacati un semplice rinvio del problema, una mossa elettorale piuttosto che una reale soluzione. Alla protesta contro i tagli i sindacati aggiungono una seconda istanza contro la giunta Zaia, che non ha mai avviato l'applicazione effettiva della legge regionale 30 del 1999 sulla tutela delle persone non autosufficienti, approvata dalla precedente giunta Galan ma di fatto mai attuata in 4 anni dai nuovi inquilini di Palazzo Balbi. Sull'attuazione della legge che garantisce un sistema di assistenza sociosanitaria, prevenzione e supporto ai disabili e alle famiglie, i sindacati sono inamovibili. Il tempo è scaduto. La giunta regionale deve prendere una posizione ferma e porre una parola definitiva sulla sua applicazione. E ora sentiamo nel dettaglio le rivendicazioni dai segretari delle organizzazioni sindacali regionali di CGIL, CISL e UIL. Fronte compatto dei sindacati riguardo ai tagli previsti dalla Regione Veneto sull'assistenza a disabili e pensionati non autosufficienti. Su questo e sulla proroga concessa dalla Giunta regionale fino al 31 marzo per l'erogazione degli assegni di cura sentiamo le parole della segretaria generale SPI CGIL Veneto Rita Turati e del segretario generale WILP Veneto Walter Sperotto. Le cose che sono apparse sul giornale, perché tenete conto che purtroppo noi avevamo dei tavoli di confronto di carattere tecnico a livello regionale e non hanno avuto il coraggio di dirci che come giunta alla vigilia di Natale avevano deciso con delibere specifiche di tagliare 126 milioni che riguardano grosso modo, questi dai conti che abbiamo fatto noi ma sono apparsi anche sulla stampa, circa 100.000 persone e che riguardano prevalentemente servizi a domicilio, cioè quei servizi assolutamente indispensabili per le persone disabili e per gli anziani non autosufficienti, come per l'appunto l'assegno di cura, che è un sostegno alla famiglia che si prende cura dell'anziano, blando anche perché dal punto di vista della dimensione economica non sono delle cifre esorbitanti, ma per dirne un'altra c'è anche il trasporto, per esempio per i disabili verso i centri diurni, che è un modo per fare socializzazione. Quindi noi siamo arrabbiatissimi perché ci sentiamo presi in giro nei confronti della Giunta. Nel frattempo questa reazione che c'è stata ha sospeso questi interventi, ma noi non crediamo che questo rappresenti la verità, è solo una sospensione per traguardare le elezioni che ci sono e siccome sono già molto rotti al proprio interno, probabilmente questa cosa li farebbe esplodere. Quindi è un bluff, come l'abbiamo definito anche nel nostro comunicato stampa. Stand by, perché la Regione dovrebbe rintervenire entro il 30 di marzo, per cui ha sospeso la cosa e non ha risolto la questione. E se permane la decisione precedentemente assunta, vuol dire che questo taglio graverà soprattutto all'interno delle famiglie che già sono in difficoltà. Tagli che riguardano gli assegni di cura rivolti alle famiglie che hanno all'interno della propria abitazione un non autosufficiente, riguardano tutti quanti un'altra serie di servizi che il taglio complessivo di fatto dimezza i servizi che attualmente le ASL erogano nei territori. Molto chiare anche le richieste relative alla legge regionale 30 del 99 riguardante l'assistenza ai non autosufficienti. Un passo definitivo è chiesto alla Giunta sull'applicazione del decreto, oltre che un'attenta gestione delle risorse riservate al sistema assistenziale. Tanto prendere atto che bisogna applicarla e non metterla nel cassetto. Seconda questione che bisogna razionalizzare le risorse all'interno del sistema della non autosufficienza. Terzo che bisogna incrementare le risorse destinate al territorio.
Il problema è questo qua, che siccome quella legge è stata conquistata, mettiamola in questo modo, come uno degli ultimi atti fatti dalla Giunta Galan, quindi siamo alla fine del 99, nel 2010 ci sono state le elezioni, le nuove elezioni regionali, appena Zaia è diventato nuovo governatore, cosa ha fatto? Una delle prime cose ha messo la legge regionale nel cassetto e quindi di fatto quella legge non è mai stata applicata, non c'è mai stato un confronto vero per renderla esigibile. E addirittura non è stata nemmeno inserita, per dire quanto questa giunta ci abbia creduto, neanche nel piano socio-sanitario. Noi siamo arrabbiatissimi ed è la seconda motivazione dell'iniziativa che stiamo proponendo il 6 di febbraio al Teatro Toniolo a Mestre, che sarà un inizio di un percorso di mobilitazione. I sindacati dunque iniziano la mobilitazione a favore delle numerose famiglie con persone non autosufficienti. Sentiamo quali sono le richieste concrete della manifestazione prevista per il 6 febbraio al Teatro Toniolo di Mestre dal segretario generale FNPC Veneto Adolfo Berti. Allora, con questa manifestazione noi chiediamo con fermezza e credo anche, voglio dire, per l'ultima volta, perché poi non so che cosa faremo, ma alla Regione che intanto si applichi la legge, una legge che loro hanno approvato e che adesso fanno finta che non ci sia. Secondo, non accettiamo più che in maniera subdola in continuazione si taglino i fondi per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e ai disabili adulti. Non è più possibile accettare queste cose perché stanno riducendo le famiglie alla miseria e alla povertà. Ora, le famiglie sostanzialmente sono circa 200.000 in Veneto, le famiglie, gli anziani non autosufficienti e i disabili giovani sono circa 200.000. Poi sappiamo che i numeri sono quelli che sono perché molte volte dall'esperienza che abbiamo noi sappiamo che ci sono anziani e disabili non conosciuti e quindi potrebbero essere anche di più.